per i saluti iniziali ovviamente chiamiamo sul palco Laura Casanova Rixi, presidente del CIF. Grazie Laura, grazie per aver organizzato insomma questo concerto, questa serata. Credo che il tuo microfono dovrebbe funzionare, se no ti lasciamo. Ok, ti do questo. Buonasera a tutti e grazie della vostra presenza. Innanzitutto io vorrei fare i ringraziamenti al nostro sovrintendente del Carlo Felice, perché veramente ci concede sempre questa opportunità, e naturalmente io vorrei tornare qui sul palco per gli auguri. Mi scuso innanzitutto perché i primi che dovevano parlare erano mio figlio Rixi e il presidente della regione i Bucci, e non ce n'è uno e non ce n'è l'altro. Probabilmente arriverà in ritardo, come sempre del resto. Forse qualcuno arriva, ecco, come sempre arriva in ritardo, però c'è. Intanto io volevo dire due parole sul CIF. Naturalmente molti di voi lo conoscono, il CIF è una fondazione dal 1945, come potete vedere, è un'associazione femminile di volontariato, si occupa di tantissime cose. E tra queste il CIF ha una scuola professionale a Genova Borzoli, dove io ho l'onore oggi per la prima volta di presentarvi il direttore. Sarà lui a illustrare quello che fa il CIF, perché credo che sia il nostro fiore all'occhiello. Quindi chiamo Mauro, il direttore della scuola, eccolo qua, e poi le parole. Intanto chiamo anche poi mio figlio e il vicepresidente della regione Alessandro Piana, ecco, se volete salire. Per gli auguri, e l'ammiraglio Nannini, che è diventato, aiutatemi, il capo gabinetto del nostro presidente Bucci. Quindi abbiamo tutte le autorità regionali. Quindi passo un attimo il microfono al nostro direttore della scuola, che credo che sia molto importante sentire cosa fa. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Per me è importante essere qui oggi, grazie Laura per questo invito. Mi fa piacere potervi raccontare per qualche minuto della nostra realtà, che è una realtà importante. Dal 2011 ci occupiamo di formazione professionale, di inclusione sociale a 360 gradi. Formiamo sia giovanissimi che si approcciano per la prima volta al mondo del lavoro, che adulti che necessitano o desiderano riqualificarsi o specializzarsi professionalmente, e persone disabili alle quali offriamo un accesso personalizzato e inclusivo alla formazione. Abbiamo due sedi, una qui a Genova Borzoli e una a Chiavari, all'interno delle quali eroghiamo percorsi formativi con un personale altamente qualificato per raggiungere un risultato concreto. La nostra mission è concreta, è chiara, ed è quella di aiutare le persone a trovare un lavoro e costruirsi un futuro migliore. E come arriviamo a questo risultato? Sicuramente intanto offrendo questi percorsi con questo staff altamente formato e costruendo giornalmente una rete con tutti gli attori del nostro territorio, a partire dalle istituzioni, le associazioni, i servizi territoriali e anche tutte le altre realtà come le aziende, le oltre 200 aziende con cui collaboriamo. Mi piacerebbe poter dare qualche numero senza dilungarmi troppo, per raccontarvi un po' quella che è stata l'attività dell'anno appena trascorso. Ecco, quest'anno abbiamo formato oltre 120 giovani in percorsi di istruzione e formazione professionale per l'acquisizione di qualifiche in settori chiave per la nostra regione, come la ristorazione e la logistica,
Abbiamo accompagnato oltre 200 adulti in questi percorsi di riqualificazione e specializzazione professionale e supportato oltre 200 persone disabili in attività per il consolidamento delle proprie autonomie e per l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale. Quindi ecco, oltre 500 persone, ma il dato più importante che desidero comunicare è sicuramente quello degli esiti occupazionali, ed è un dato estremamente positivo. Perché oltre l'80% delle persone che partecipano alle nostre attività formative trova un lavoro a 6 mesi dal termine dell'attività. Quindi credo che questo sia il dato più importante e più significativo da dare. Come ho detto, a questo risultato arriviamo con un lavoro costante, giornaliero, di costruzione di rete, ed è per questo che per me è stato importantissimo poter dire queste cose, perché chiedo a tutti voi di essere un po' cassa di risonanza per questo messaggio, dare questa svolta attraverso un investimento su se stessi, sulle proprie competenze è possibile, e questi interventi sono accessibili, sono tutti gratuiti per i partecipanti perché finanziati dalla nostra regione attraverso il Fondo Sociale Europeo e attraverso il PNRR. Quindi chiedo a tutti voi di farvi portatori di questo messaggio e ringrazio tantissimo Laura per questa possibilità, auguro a tutti voi un buon proseguimento. Grazie. Che credo che come padrone di casa debba avere proprio il primo a lei. Buon pomeriggio innanzitutto e tanti complimenti a lei Presidente per questa meravigliosa iniziativa che prosegue negli anni. Il Teatro Carlo Felice è veramente lieto di poterla ospitare, saluto tutte le autorità intervenute, saluto tutti i protagonisti del Centro Italiano Femminile, le donne che straordinariamente sono dedite al servizio, ormai il prossimo anno da 80 anni per la nostra Italia, hanno la missione di seguire la vita, la crescita sociale della nostra nazione, ne siamo veramente fieri e lieti. Mi congratulo perché l'iniziativa è corroborata da un programma musicale veramente straordinario che non vediamo l'ora di ascoltare. Mi dovrò congedare qualche minuto prima perché alle 6 inizia una manifestazione in teatro, quindi con Carlo Felice è sempre aperto a tutte le opportunità. Grazie, tanti complimenti a voi e buon spettacolo a tutti. Adesso è mio figlio Edoardo che vi farà. Grazie. E allora intanto volevo anch'io ringraziare il CIF e tutte le persone che insomma, si impegnano per dimostrare solidarietà e anche a cercare di aiutare la nostra comunità genovese, ligure, ad andare avanti in momenti con luci e ombre in cui si stanno facendo tante cose ma in cui c'è ancora tanto malessere soprattutto nella popolazione e tante famiglie in difficoltà. Quindi su questo credo che soprattutto sotto Natale vada un pensiero al fatto che comunque la solidarietà rappresenta per la nostra comunità uno degli elementi caratterizzanti e quindi è bello vedere che anche quest'anno c'è un evento che ricorda l'impegno femminile vicino a tante famiglie, tante persone che comunque hanno e possono dare tantissimo alla nostra società anche se magari nella loro vita non hanno avuto tantissima fortuna, e quindi credo che sia importante ricordarlo. Stiamo cercando insomma di fare tutto il possibile a livello governativo anche per tornare a unire la nostra Genova col resto dell'Italia e col resto dell'Europa, magari riuscendo a migliorare anche la viabilità, i treni che in questo momento sono un cruccio penso per tutti particolarmente importante, e aumentare la capacità di potersi muovere vuol dire anche aumentare la qualità di vita, l'attrazione degli investimenti, aumentare i posti di lavoro, aumentare il reddito delle famiglie, produrre un po' di ricchezza che è quella che serve anche poi per avere i soldi per affrontare anche chi magari è in situazioni di disagio. Quindi io vi ringrazio per quello che fate, ringrazio ovviamente mia madre, non solo perché mia madre, ma per quello che fa come Presidente del CIV, come tutte le madri. So dire, ma subito richiamato all'ordine per essere arrivato in ritardo. In realtà è un po' un girone dantesco nel mio, perché sono rimasto bloccato in autostrada a causa della partita della Samp che si teneva a Marassi, e quindi
diciamo che da vice ministro delle infrastrutture, quando mi dicono ma lo sa che in Liguria ci sono ancora problemi in autostrada, lo so sulla mia pelle, quindi non, lo so e lo affronto tutti i giorni. Quindi io vi ringrazio ancora e ringrazio ovviamente i tanti amici, le tante persone che qua vedo in questa sala e che magari a causa anche dei miei impegni a Roma spesso non riesco a frequentare quanto vorrei, e quindi grazie per tutto quello che state facendo e vi auguro a tutti un felice e sereno buon Natale. Grazie. Ora passiamo la parola al vicepresidente della Regione Alessandro Piani. Grazie e buon pomeriggio a tutti. No, grazie Laura in quanto presidente ovviamente del CIF, ma a tutta l'associazione per quello che fate. Quindi sono ringraziamenti e complimenti sinceri, non di rito, non di retorica, perché come avete avuto modo di dimostrare nel corso di tutti questi anni e soprattutto anche nel bilancio annuale di fine anno, sono molteplici le attività che fate, da partire ovviamente dall'avvicinamento al mondo del lavoro per quanto riguarda i giovani, e quindi il giusto approccio che cambia poi sostanzialmente di fatto la loro vita, ma anche per aver cura un po' di tutti quegli aspetti che riguardano le diverse fasce di età, come ad esempio gli anziani. Mi hanno spiegato poc'anzi una cosa simpatica ma importante, che è quella che insegnate l'uso corretto per gli anziani, per formare gli anziani nell'uso di quelli che sono gli strumenti tecnologici dei telefonini ad alto, e questo potrebbe migliorare la loro qualità di vita, perché tramite questi meccanismi possono avere accesso a tutta una serie di servizi anche da remoto. Quindi questo credo che sia fondamentale per una regione che è la regione più anziana d'Europa, quindi complimenti davvero per tutto quello che fate, e ovviamente la regione non può che essere attenta a quelle che sono le esigenze soprattutto economiche di quella che è un'associazione di volontariato, ma che ha delle spese vive da sostenere, quindi ovviamente con i nostri fondi a disposizione siamo sempre attenti alle vostre esigenze. Grazie ancora, ne approfitto per fare gli auguri di buon Natale e di buon anno a tutti. Adesso passiamo la parola all'ammiraglio Nannini, capo di gabinetto del presidente della regione Bucci, che purtroppo non ha potuto venire. Grazie, buonasera a tutti. In questa nuova veste porto i saluti del presidente, che purtroppo oggi aveva un impegno improrogabile, ma ci teneva molto e voleva che io portassi il suo saluto. Lo faccio molto volentieri. Ringrazio soprattutto le autorità, ringrazio il nostro prefetto Cinzia Racco che è qua con noi, tutte le autorità presenti, gli amici che sono qua. Il presidente avrebbe detto che la regione Liguria è la regione dove non esistono disparità tra uomo e donna, dove gli stipendi sono uguali, dove il numero di persone, diciamo, sono più o meno equivalenti. Questo quindi, diciamo, è una dimostrazione che la regione Liguria sicuramente ha attenzione particolare alle donne. Per quanto riguarda quello che fa l'associazione, avete già detto tutto, fate un lavoro straordinario che penso sia importantissimo, e come ha sottolineato il vicepresidente, la regione è sempre stata molto vicina e molto attenta a tutte le vostre attività e continuerà ad esserlo sicuramente nei prossimi anni, quindi diciamo veramente un lavoro straordinario in un momento così difficile. Aggiungo solo che a tutto quello che fate aggiungerei solamente un messaggio di pace. Proprio ieri abbiamo fatto un incontro con una delegazione ucraina che è venuta a trovarci in regione e ci hanno proprio chiesto, insomma, di essere vicini a queste popolazioni. Non è retorica, ma sappiamo tutti di quanto stiamo facendo per queste persone che in un momento così difficile stanno anche affrontando una guerra. Questo ci deve far sentire sempre comunque dei privilegiati, quindi sempre con un'attenzione particolare a chi sta peggio di noi. Detto questo, buona serata a tutti, buon Natale e a presto, grazie. Grazie alle autorità, insomma grazie per essere qui con noi e aver fatto questo intervento. Mi rimangono ovviamente i ringraziamenti, e li faccio di tutto cuore, alle associazioni che hanno patrocinato questa iniziativa, e sono l'Associazione dei Liguri nel Mondo, quindi il presidente l'ingegnere Mario Melini, e
Intel, Ente Nazionale Tempo Libero, Movimento Cristiano dei Lavoratori, Alessandro Casareto, e ovviamente anche la consulta femminile di Genova. Grazie. Allora, prima di iniziare insomma, la musica dei nostri artisti che si esibiscono insomma, in questo concerto, abbiamo sul palco Anna Maria Campello con una poesia incredibile, è piaciuta a tutti ed è la prima poesia insomma, di questo evento, di questa iniziativa. Poi ne abbiamo altre due che insomma, faranno da intermezzo ed è una sorpresa. Allora, le emozioni della vita insomma, di Anna Maria Campello, e dicevamo tra musica e poesia. Anna, ti lascio il palco. No, va bene così. Le emozioni della vita. Quando la poesia incontra la musica è amore, al primo verso, e le note vibrano, abbracciate alle parole, che danzano, avvinte, strofa dopo strofa. La chiave di violino apre tutte le porte in un girotondo allegro, fanciullo, ed il ritornello irrompe se il testo è giocoso, ma se romantico, malinconico o nostalgico, ecco, magicamente cambia tono e sinfonia, e nell'aria, in un lampo, si percepisce la commozione, echeggiano e si spandono tutte le emozioni della vita, perché così musica e poesia. Grazie. Grazie Anna Maria Campello. Quindi direi che possiamo iniziare e invitiamo insomma sul palco il maestro Sergio Militello. Permettetemi di fare però prima un accenno alla biografia di questo incredibile artista che abbiamo già avuto con noi l'8 marzo, sempre qui al Carlo Felice. Sergio Militello, avviato giovanissimo alla musica, si è formato sotto la guida di importanti maestri, tra cui a Misano, Luigi Molfino, organista del Teatro alla Scala di Milano e direttore del coro del Teatro Carlo Felice di Genova. È compositore, direttore di coro, solista, pianista, organista, clavicembalista. I suoi brani sono stati eseguiti da importanti interpreti di livello nazionale ed internazionale. Ovviamente qui abbiamo una biografia di queste proprio incredibili, perché si è esibito in tutto il mondo, quindi in Europa, nel Regno Unito, al Vaticano, Canada, Stati Uniti d'America, Sud America, Australia, Cina, Taiwan e Russia. Io lo chiamerei qui con noi e vi presento il suo primo brano. Esegue, quindi pianoforte solo, Sergio Militello, Arcangelo Corelli, La Pastorale. Grande applauso, maestro.
Milano abbiamo un'esibizione, quindi sempre del maestro Sergio Militello, insieme a un altro grandissimo artista, Eliano Calamaro. Anche per Eliano Calamaro permettetemi di leggervi qualche nota biografica. Ha eseguito gli studi di violino presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, sotto la guida del maestro Renato De Barbieri. Già nei primi violini dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, previo concorso dal 1983. Ha eseguito il 27 maggio del 2001 a Parma, in occasione dell'anniversario della morte di Niccolò Paganini, in prima esecuzione mondiale sulla tomba dello stesso Paganini. Ha studiato con il maestro Corrado Romano a Ginevra e col maestro Stojan Kalchev a Milano e con il maestro Giuseppe Gancetta. Si è dedicato allo studio del metodo del violino scritto dal maestro Francesco Sfilio, nuova scuola violinistica italiana, basata sui principi tecnici paganiniani. Ha collaborato in eventi con le associazioni culturali Eventi da Mare, Italia-Ungheria, eseguendo tra le altre musiche di Niccolò Paganini e Béla Bartók. Ha suonato il violino Guarnieri del Gesù, il cannone, appartenuto a Niccolò Paganini il 9 febbraio 2018 in occasione del concerto di benvenuto alla nuova amministrazione. Ha interpretato nel documentario di Rai 1, pensate, Genova e Niccolò Paganini della serie Paesi che vai nel 2021 la parte dello stesso Niccolò Paganini. Insegna violino elettrico e viola nella scuola musicale Giuseppe Conte di Genova. Fa parte del gruppo I Suon di Zena, non so se l'ho pronunciato giusto, I Suoni di Genova, col quale vengono eseguite musiche di cantautori genovesi. Il giorno 12 ottobre 2022, giorno di Genova e Colombo, il sindaco Marco Bucci gli ha conferito il titolo di ambasciatore di Genova nel mondo. Suona un magnifico violino Marino Capicchioni del 1938. Quindi invitiamo sul palco Eliano Calamaro e ovviamente il maestro Sergio Militello. Eseguiranno per noi Franz Schubert, Ave Maria. Grazie.
piccola sorpresa perché il CIF ha invitato qui questa sera la nostra Giada Andreoli, che chiamerei qui sul palco, che è la capitana della nazionale italiana calcio Miss. E mi aiuta quest'oggi insomma a presentare i vari brani. Allora Giada vi leggerà l'avvio del prossimo artista e insomma lo annuncia lei. Grazie. Daniele Facci, nato a Trento, si avvicina al canto da bambino e ad 8 anni entra a far parte del coro I Mini Polifonici di Trento, diretto da Nicola Conci, partecipando a vari concorsi internazionali anche come solista. Studia come tenore, canto lirico e musica vocale da camera al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Semifinalista al concorso Voci Verdiane di Parma, vincitore premio Agostino Lazzari a Genova. Il brano che viene eseguito, John Francis Wade, tenore pianoforte, ad Este Fideles.
prossimo brano, di nuovo eseguito da un'artista nata a Genova. La bio di questa artista ce la legge nuovamente Giada Andreoli, che è qui con me. Giada, quindi la bio di Antonella Fontana. Antonella Fontana, nata a Genova, scopre il suo talento musicale ed il teatro con la danza classica ed intraprende lo studio del canto con il soprano Stefania Pietropaolo. Dal 2000 al 2021 studia e perfeziona la sua tecnica vocale con il grande soprano Luisa Maragliano. Svolge intensa attività artistica in diversi ruoli d'opera e operetta, spaziando dal barocco al Novecento, esibendosi al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Torino, al Teatro dell'Opera di Nizza e di Monaco. Dal 2018 organizza un ensemble composto da archi e strumenti barocchi, con rappresentazioni in tutta la Liguria. Il brano che viene eseguito, Adolf Adam, soprano, violino e pianoforte, Cantique de Noël.
Carlo Felice, Auditorium Eugenio Montale, concerto di Natale organizzato dal CIF Giada Andreoli. Guarda, siamo con un abbigliamento insomma particolare natalizio, quindi in rosso, e ringraziamo Adriana Moda Uomo e Donna di Bolzaneto per insomma averci vestito per questo meraviglioso concerto.